Tutti, eccoci, adesso siamo passati sulla lattuga gentile in coltura protetta, ovviamente con trapianto invernale. 27 di dicembre la semina, sempre da parte dei vivai Salvan, il 17 febbraio il trapianto e oggi 6 aprile la raccolta. Lattuga gentile, stiamo eseguendo il peso, qui siamo su Filomena con circa 300 grammi. Ovviamente si valuta come nella cappuccia la parte estetica, la colorazione, in questo caso anche le foglie, l'aspetto stesso delle foglie, la pollosità, la frastagliatura, più o meno ricciolina, fondo più o meno chiaro con il peduncolo. Sappiate che più il peduncolo è piccolo, meglio è per la lattuga. Deve avere un fondo comunque brillante, non vecchio, deve avere un senso di freschezza. Vengono visti anche altri aspetti di fisiopatologia o di fitopatia, viene visto anche la forma del peduncolo, perché se si sta alzando, quindi andando a salire a seme, che è ovviamente un effetto negativo soprattutto sulle lattughe estive. E poi ovviamente finito tutto si vanno a mettere insieme tutte queste valutazioni per andare a ricavare le varietà più performanti da girare poi da indicare ai tecnici e da indicare i produttori. Quindi il prossimo anno in coltura protetta che lattughe metteranno? Metteranno quelle che vedremo meglio, più performanti in questo caso. Ovviamente invernali, adesso qui metteremo un sovescio, metteremo una crotolaria per poi aspettare a settembre e ripartire con altri due trapianti di lattuga. Quindi nel giro di un anno vedere in più trapianti come queste due tipologie di lattuga cappuccia e gentile si comporteranno. Il nostro lavoro come sperimentatori, come tecnici dell'entità pubblica di Veneto Agricoltura è quello di dare un servizio. Non lo potremo più fare con giornate aperte, con convegni in questo momento, ma con piccoli video da girare sul sito, su YouTube, su Facebook, su Twitter, in modo tale da essere comunque a contatto con i produttori, da entrare comunque nelle proprie aziende. Ok? E facendo anche un grosso in bocca al lupo a tutte le aziende agricole in questo momento particolare, chiudo, vi aspetto perché tra 10 giorni saremo in raccolta con il cavolo cappuccio in coltivazione biologica. Grazie mille.